Sino a quando vuoi approfittare, Catelina, della nostra pazienza? Per quanto tempo ancora sto tuo fare strafottente ne può dire buono? A quale limite estremo s'arrisica di giungere la tua sfrenata e sfacciata azione? Né lo presidio notturno dello Palatino, né le guardie appellacitate, né lo scanto dello popolo, né l'opposizione di tutti i cittadini onesti, né lo fatto che lo Senato ave sede in testo loco, lo più sicuro. T'hanno impressionato e manco le facce silenziose delle presenti? Le ton ciarlazze hanno stato scoprute, non te ne addone? Non lo vedi che l'utopiano è conosciuto di tutte pare e ormai è sottativo? Zocco faciste la passata notte, e che da prima, unniiste, quale complici chiamaste, quale pensate faciste, credi che non c'è uno solo di nuace che non lo sape? Ah, tempe, ah, use, tutto questo lo Senato lo sape, allo console non ci scappa, e con tutto questo ancora campa. Campa, si presenta in Senato, piglia parte alle riunioni, piglia appunto di ognuno di noi. Ci fa inzinga con la tagliatura all'assassino. E noi, le potente, pensiamo di avere fatto lo necessario per la patria, se riusciamo a fuire l'odio, a fuire le cutiddate di Cristo. A morte, a tia Catalina, se ci avevi a condannare per ordine dello console, in capo a tia, vi accadere tutto lo malo che da stai tempo va sperimentando a nostro danno.